penso che possiamo cominciare. Buonasera a tutti. Oggi abbiamo una conferenza che sarà tenuta dal nostro accademico Guido Busca e il titolo, potete vedere, è sull'industria chimica. Cioè, potremmo dire benessere, inquinamento ambientale, le due facce che può avere la chimica industriale, assolutamente importantissima nel campo della futura defossilizzazione della società. Allora, vorrei dire, presentare brevemente il professor Busca. Avevo detto già che è un accademico, professore ordinario di chimica, aiutami, di chimica industriale. Mi sbaglio perché un po' c'è ingegneria, c'è un termine della chimica, ingegneria, quindi lui si è sempre interessato, diciamo, di questi argomenti, è all'Università di Genova dal 2000. Attualmente posso dire che sei professore a contratto sempre presso l'Università di Genova, ma però sei anche, come possiamo vedere, che è membro esperto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, editore in chief di vari giornali, tra cui l'Industrial Catalysis della rivista Catalisi e molti altri ancora. Io penso che di poterti lasciare la parola e prego. Bene, grazie al Presidente e al past President per l'invito e anche ad Adriana sempre per lo stesso motivo. Allora sì, io sono un chimico che ho sempre lavorato in facoltà di ingegneria e mi sono trasformato da chimico a chimico industriale e mi sono occupato soprattutto di catalisi, di catalizzatori, perché i processi chimici industriali sono quasi sempre catalitici. Però io non starò a, diciamo, dettagliare dettagli della catalisi e della chimica, di processi di chimica industriale particolari, ma farò un discorso molto più generale, il cui titolo conoscete, perché mi sembra di interesse molto più ampio. Allora, la prima cosa che volevo dire riguarda il fatto che la chimica ha un importantissimo ruolo nel stato evidente di benessere che ha una parte del mondo, la parte del mondo in cui in realtà noi viviamo, e che comunque è lo stato di benessere a cui tende anche il resto del mondo. E quando parliamo di benessere parliamo chiaramente di diverse cose, ma per esempio parliamo di salute. E se noi godiamo di una certa situazione positiva per quel che riguarda la salute, è perché parliamo di igiene pubblica e privata di buon livello, qualità dell'acqua ottima, sicurezza e abbondanza alimentare, disponibilità di farmaci, di cosmetici, eccetera, e anche tecnologie biomediche. E chiaramente tutto ciò dipende dal fatto che noi abbiamo disponibili detersivi, disinfettanti, conservanti, fertilizzanti, farmaci, cosmetici. Tenete conto per esempio che forse la sostanza chimica più rilevante della nostra vita è l'ipoclorito di sodio, che è il disinfettante universale. Senza l'ipoclorito di sodio sarebbero grossi problemi. Anche, non so, viaggio e turismo, perché? Perché abbiamo a disposizione mezzi di trasporto e quindi abbiamo macchine, automobili, aerei, sistemi di propulsione, carburanti, motori. O il discorso dell'informatica, che sono le apparecchiature elettroniche basate sui semiconduttori, sui metalli, costituiti da plastiche. E tutto ciò è quello che facciamo noi chimici, che fa la chimica, no? Quindi, tanto per fare un esempio, in tutte queste cose c'è tantissima chimica. Pensiamo che, per esempio, in un cellulare iPhone 6 sono presenti 31 grammi di alluminio, 19 grammi di carbone in forme speciali, 18 grammi di ferro, 8 grammi di silicio, 7 grammi di rame, di cobalto, idrogeno, cromo. In realtà, oltre a questi principali componenti, ne abbiamo di secondari, come l'indio nel touchscreen, l'antanio, gadolinio, praseodimio, europio, terbio, disprosio, che sono le terre rare necessarie per lo schermo. Abbiamo nickel, gallio e tantalio, abbiamo nickel, magnesio, litio, nickel, cobalto nelle batterie, eccetera. E tutti questi oggetti, tutti questi materiali sono prodotti a partire da minerali, per esempio la bauxite per l'alluminio e per il gallio, la cassiterite per lo stagno, l'arsenopirite per l'arsenico, eccetera.
in realtà lo stesso vale per tanti altri oggetti. Per esempio in un'automobile c'è una enorme quantità di chimica, lo sto adesso a dettagliare, così come i materiali con cui si fanno gli aerei, le leghe, i compositi, eccetera. Ora, di fatto, i beni che noi utilizziamo sono costituiti a partire da materie prime, che sono appunto per la parte inorganica almeno i minerali, per la parte organica il petrolio principalmente, con dei processi di estrazione, e quindi per avere questi beni che sono parte del nostro benessere abbiamo bisogno di miniere o di sistemi di estrazione di petrolio, di carbone, di minerali vari. Questi, diciamo, materiali, per come è fatto il nostro mondo, spesso sono estratti in un continente e lavorati in un altro. Per esempio, il cobalto viene estratto in Congo e lavorato in Cina, principalmente. Per cui i trasporti, la chimica necessita di trasporti per nave, per aereo, per camion, quello che sia. I minerali vengono appunto processati, trasformati, spesso con passaggi diversi, non basta un passaggio solo, trasformati in materie seconde, terze, prodotti materiali e poi accorpati in oggetti come il cellulare. Poi c'è ancora un piccolo particolare che di solito trascuriamo, è che gli oggetti muoiono, a un certo punto non funzionano più. E questo aspetto qua è un aspetto totalmente, ancora quasi totalmente trascurato, perché quando uno costruisce un cellulare non pensa minimamente a cosa fare quando è rotto, perché più o meno la cosa è ancora questa. Quindi, insomma, noi abbiamo bisogno di miniere o comunque di sistemi di estrazione dei materiali, grandi quantità di trasporti, spesso multiple, spesso da continente a un altro continente, e poi impianti di trasformazione, fabbriche, eccetera. È chiaro che tutto ciò, alla fine, ha degli impatti ambientali, cioè direttamente ci sono delle emissioni, ma anche, diciamo, proprio l'impatto sull'ambiente. La miniera, così come il porto, l'aeroporto, sono impattanti sull'ambiente da diversi punti di vista. Ora, il problema è chi inquina, io che produco il cellulare o io che uso il cellulare. Vabbè, è un problema su cui, diciamo, difficile concludere. Certamente l'ideale sarebbe produrre senza inquinare o inquinando il meno possibile, cosa che si cerca di fare, ma anche consumare senza inquinare. Spesso, per esempio, quando io uso la benzina per andare in macchina, sono io che inquino o l'Eni che mi dà la benzina che inquina? Chiaramente tutti e due, se vogliamo. Ora, se noi adesso pensiamo alle grandi problematiche ambientali, consumo dell'ozono stratosferico, piogge acide, smog fotochimiche, emissioni di polvere, dispersione di mercurio, eccetera, 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 beh, sono tutte problematiche che sono venute fuori in maniera abbastanza imprevista, poi magari qualcuno poteva anche prevederlo, però di fatto sono venute fuori a un certo punto, ci si è resi conto che c'era il problema è stato affrontato e sono stati, diciamo, sviluppate tecnologie e di fatto quasi tutte queste problematiche sono tecnologicamente risolte, nel senso che sappiamo come fare per limitare, se non completamente eliminare, il problema ambientale. Per esempio, voi sapete che qualche settimana fa c'è stato un grande allarme perché la pianura padana era molto inquinata da polveri volatili e si è detto che Milano era la città più inquinata del mondo, poi si è visto che non era vero. Beh, questi sono i dati dal 2002 al 2020, mancano gli ultimi 3 anni, sulla concentrazione media di particolato atmosferico nelle città lombarde. E vedete che sono tutte in netta diminuzione. E partiamo dal 2002. Se noi andassimo al 1950, purtroppo non ho trovato dati così vecchi, vedremmo che il miglioramento è stato di diversi ordini di grandezza, cioè di decine di migliaia di volte. Cioè l'aria che ho respirato io a Milano, sono nato a Milano negli anni 50,
ma non è neanche confrontabile con l'aria di oggi a Milano, perché abbiamo, ripeto, diversi ordini di grandezza di meno inquinanti. Quindi l'idea che stiamo inquinando sempre di più, dal punto di vista di quasi tutte le problematiche di inquinamento, non è vera, assolutamente. Tra l'altro, questo è un piccolo particolare di cui riparleremo, il problema delle emissioni di polveri, che viene attribuito normalmente principalmente ai motori diesel, in realtà oggi è solo in parte dovuta ai vecchi motori diesel, perché quelli nuovi praticamente non emettono più polveri, ma è dovuta in buona parte, no, non in buona parte, ma è anche un po' dovuta alle automobili elettriche, perché le automobili elettriche producono polveri perché sono più pesanti, significativamente più pesanti delle automobili diciamo, convenzionali, e quindi consumano i freni e i pneumatici molto di più. E ci sono lavori che dicono che 30, 40, 50% delle polveri potrebbero essere attribuite alle automobili elettriche, almeno così dicono questi lavori. Ci sono poi sempre nuove problematiche ambientali, per esempio il discorso delle microplastiche è venuto fuori recentemente, così come il discorso delle sostanze perfluoroalchiliche, e ci stiamo attrezzando. Abbiamo capito che ci sono anche questi problemi, in realtà si stanno affrontando, che sono problemi abbastanza attuali. Però non dimentichiamo che noi parliamo di picogrammi, per esempio di sostanze perfluoroalchiliche, sulla cui reale tossicità qualche dubbio potrebbe anche esserci. Ora, il vero problema che oggi ci angoscia è il riscaldamento globale e associato alle emissioni di gas a effetto serra. E in questo caso in realtà siamo ancora in salita. Cioè le emissioni di CO2 nel mondo forse si stanno livellando adesso, ma finora sono salite, no? Quindi da questo punto di vista stiamo peggiorando. In realtà stessa cosa per il metano. Il metano nell'atmosfera ha un effetto serra molto più potente della CO2, però è presente in quantità molto più limitate e ha un tempo di vita nell'atmosfera molto più basso. Però alcuni pensano che il metano possa essere anche più importante della CO2 per l'effetto serra, o perlomeno che ha un'importanza, diciamo, non trascurabile. Questo è interessante perché se la CO2 è un problema in quanto noi stiamo emettendo CO2 di origine fossile, il problema del metano non è di origine fossile, o perlomeno lo è solo un po', perché la principale emissione di metano sono dovute alla coltivazione di alcune piante, in particolare il riso, soprattutto dalla fermentazione enterica di animali, incluso uomo. Per cui diciamo, le emissioni di metano in larga parte sono semplicemente dovute al fatto che ci sono più animali e più uomini sulla Terra. E allora se questo fosse il problema centrale, fosse questo, probabilmente ci sono un po' tutti e due, però l'ottica qui è completamente diversa. Allora ci addentriamo nel problema della, diciamo, cosiddetta transizione energetica e l'idea che dobbiamo ridurre le emissioni di gas serra. Notate che quasi tutti parlano di decarbonizzazione, altri parlano di defossilizzazione. Qual è la differenza? La differenza è che decarbonizzare significa eliminare tutte le tecnologie che emettono CO2 e metano. Defossilizzazione significa eliminare tutte le tecnologie che emettono CO2 e metano di origine fossile. La differenza sta nell'uso delle biomasse. Chi vuole decarbonizzare esclude l'uso delle biomasse. Perché? Per motivi di politica economica. Perché scientificamente parlando non ha senso, o perlomeno potrebbe non avere senso. E non nascondiamoci che dietro ci sono enormi interessi economici. La scelta dell'uno e dell'altro
vuol dire qualcosa. Tanto per fare un esempio, decarbonizzare, ne riparleremo ampiamente, diciamo, i veicoli, vuol dire andare sui veicoli elettrici o a idrogeno. Defossilizzare consente invece di usare gli stessi motori che abbiamo adesso usando biocarburanti. Si può fare? Tecnicamente sì. Poi vedremo, c'è qualche problema, però si può fare. Per, diciamo, comunque affrontare drasticamente il problema, sono necessarie nuove tecnologie, cioè tecnologie che oggi non stiamo utilizzando. Un piccolo commento su questo comunque è che qualcuno dice che i petrolieri ostacolano la transizione energetica. Ora, in realtà i petrolieri, cioè le grandi multinazionali che trattano il petrolio, sono le grandi multinazionali chimiche che producono anche i cosmetici, e i fertilizzanti e i saponi, no? E sono quelli che sanno come davvero funzionano le cose. Ora, le tecnologie innovative, quelle che stiamo sviluppando e che se tutto va bene utilizzeremo, saranno comunque tecnologie, necessitano del know-how dell'ingegnere. E il know-how dell'ingegnere appartiene alle grandi multinazionali del petrolio. Quindi non è vero che i petrolieri ostacolano la transizione. I petrolieri pretendono che si faccia in maniera ordinata e sono quelli che in realtà sviluppano le nuove tecnologie. In Italia l'ENI sta lavorando moltissimo su questo, così come lo sta facendo la Shell, così come sta facendolo, che so, l'ExxonMobil. Ora abbiamo detto che dobbiamo sviluppare nuove tecnologie, realizzarle. Ora, noi siamo bombardati, almeno io lo sono sul cellulare, perché mi arrivano notizie da Google, da quello che sia, bombardati da informazioni scatterate. Per esempio, la nuova batteria nucleare al nickel sarà la risoluzione dei problemi perché non si scarica mai. Vero, piccolo problema, farla e che la quantità di corrente sia sufficiente. Cosa voglio dire? Voglio dire che spesso ci viene venduta come fatta una soluzione che è puramente immaginaria. Ora, per valutare le tecnologie disponibili o meno, si è sviluppato il concetto di Technology Readiness Level, che viene indicato normalmente in 9 punti. Per esempio, queste sono le definizioni secondo la Comunità Europea. In pratica, una tecnologia comincia ad essere pensata, il concetto formulato, si comincia a provarci in laboratorio funziona, si fa lo scale up e alla fine, al punto TRL 9, io, produttore, decido che ci posso guadagnare dei soldi e la produco. Quindi le tecnologie disponibili sono quelle a TRL 9. Tutte le altre sono in via di sviluppo. In realtà la International Energy Agency finisce a 11. Perché? Perché dice che non sempre una tecnologia già commerciale in realtà dimostra di essere funzionale. È successo nella storia molte volte che tecnologie che sono state sviluppate a livello commerciale dopo un po' sono state cancellate perché si sono rivelate con dei bachi, per esempio, pericolose, dannose, oppure semplicemente in realtà poi non competitive. Perché finché non siamo a livello, diciamo, commerciale, certi bachi possono non venire fuori. Voi sapete, per esempio, che la Microsoft, quando sviluppa il suo sistema Windows, ci obbliga tutti a usarlo. No? Quando è uscito Windows 10 o 11, cioè, chi aveva Windows 9 riceveva scaricati Windows 10, scaricati. Ma funziona benissimo Windows 9? No, no, scaricati Windows 10. Perché? Perché così me lo testi e mi fai capire se abbacchi o no.
Quando tu mi segnali un baco, io poi lo correggo. Lo stesso vale per le automobili elettriche. Adesso bisogna usare le automobili elettriche. Le automobili elettriche vanno, però dei bachi ce li hanno, dei problemi ce li hanno. Sono competitive? Ne riparleremo. Quindi, secondo la International Energy Agency, bisogna andare fino a 11, cioè soltanto quando si è dimostrato che il sistema funziona bene, meglio degli altri. Questo vuol dire in pratica, intanto, che ci sono un sacco di tecnologie pensate, sviluppate, magari già in laboratorio, magari già a stato pilota, che non arriveranno mai ad essere commerciali, perché salendo di scala si rivelano i bachi. Altre che invece sono state poi abbandonate, che arrivano ad essere commerciali e poi vengono chiuse perché si dimostrano non funzionanti. Faccio due esempi. Uno l'ho già fatto, i veicoli elettrici. Li stiamo testando, i veicoli elettrici. Non sappiamo ancora quali, se tutti o alcuni, sono realmente competitivi, ma di questo riparleremo. Il secondo è la fusione nucleare. Ci vendono la fusione nucleare, il concetto, come se fosse la soluzione di tutti i problemi. Una tecnologia che non inquina e che produce energia infinita. Ora, il piccolo problema è che non è stata ancora realizzata. Secondo la IEA, la fusione nucleare è a livello di 2. Il concetto è stato formulato, ma non ancora realizzato sperimentalmente. Dire, per esempio, che non produce radioattività è pura teoria. Finché non la fai in dimensioni ragionevoli, puoi pensarlo. Di fatto, leggendo nella letteratura, si vede che in realtà è molto probabile che si produca materiale radioattivo. Non tanto magari, ma... Quindi i bachi che può avere la fusione nucleare non li immaginiamo neanche, visto che siamo a un livello di sviluppo così basso. Dicevo che appunto noi siamo un po' sottoposti a un sacco di notizie che a volte sono... E volevo fare un altro esempio. Ho letto che Fincantieri parla di navi a idrogeno, no? E ho preso da questo sito la notizia il cui titolo è MSC conferma a Fincantieri gli ordini per 2 nuove navi a idrogeno. E poi se uno legge questo testo, legge: le 2 nuove navi perseguiranno l'utilizzo di idrogeno liquido con celle a combustibile per le operazioni alberghiere durante la sosta nei porti, per eliminare le emissioni di carbonio a motori spenti. Quindi sono navi che vanno come le altre, che hanno soltanto un sistema di idrogeno per, diciamo, le appliance, diciamo, di nave a motori spenti. Che per carità è già un'ottima cosa, cioè andare avanti così è giusto, però insomma uno dal titolo pensa un'altra cosa. Allora, andando adesso sulle tecnologie su cui, che speriamo di utilizzare nel futuro per produrre energia elettrica senza emettere CO2, in pratica quelle diciamo corpose sono 4: la fusione nucleare, la fissione nucleare, l'idroelettrico, il fotovoltaico e l'eolico. La fissione nucleare ci fa paura perché effettivamente è rischiosa, ha un concetto di rischio importante e bene o male implica l'utilizzo di materiale radioattivo sia per produrre il combustibile nucleare, sia il combustibile nucleare spento, sia i rifiuti. E quindi produce radioattività che uno può gestire naturalmente, però il problema un po' c'è. Io adesso non parlerò più di fissione nucleare. Quelle che piacciono di più sono l'idroelettrico, il fotovoltaico e l'eolico. Qui faccio notare che ci sono dei difetti. Per l'idroelettrico intanto in Italia è quasi saturo, perché noi non abbiamo altre valli da riempire d'acqua. Possiamo fare degli impiantini, no? Che non piacciono, tra l'altro in Val d'Aosta ne volevano fare 3 o 4, la popolazione si è rivoltata. Che si possono fare, perché prendi un piccolo fiumiciattolo, ci metti un tubo, una turbina, non è un grosso problema fare un po' più di corrente elettrica. Piccolo particolare che se lo fai in montagna d'inverno si ghiaccia tutto e non funziona. Quindi dei problemi ce l'ha. L'eolico è rumoroso,
L'eolico è rumoroso. Il fotovoltaico e l'eolico sono discontinui, chiaramente, vanno quando c'è vento e quando c'è il sole, ma non vanno quando. E questo è un problema per la rete elettrica. Tutti e tre, idroelettrico, fotovoltaico ed eolico, hanno un impatto visivo notevole, cioè modificano il nostro territorio in maniera che a molti può non far piacere, adesso ne riparleremo. Inoltre occupano il territorio, cioè limitano altre attività nello stesso territorio e hanno un impatto notevole perché necessitano di molti materiali. Consumo del suolo. Ora, in Italia il suolo non montagnoso e erto è già troppo occupato. Quindi il problema c'è. Ora, una centrale fotovoltaica occupa un sacco di terreno. E lì è inutile parlare di agrivoltaico, ma lì non ci fai una vigna o un campo di patate, perché o ci metti il pannello o ci metti il campo di patate. Uno dice, vabbè, ma per il fotovoltaico vanno benissimo i tetti. Ora, in realtà, per esempio, questo studio prende questo concetto e conclude che circa il 3% dei tetti di una città di una certa antichità come Genova è disponibile per avere un fotovoltaico funzionante bene. Perché in realtà, ovviamente, tutti i tetti a nord non servono quasi a niente. Quelli che servono molto sono quelli a sud. Poi molti tetti non ci sono perché c'hai la finestra, c'hai il terrazzo o cose del genere. Quindi anche il fotovoltaico a tetto, a parte il fatto che c'è un problema anche di area, perché se tu hai, io abito in una casa di 18 piani, la superficie del tetto non è sufficiente neanche a dare, diciamo, la corrente elettrica per 3 piani. Quindi il fotovoltaico a tetto ha anche i suoi grossi limiti, poi per carità, naturalmente si deve usare. Il fotovoltaico dipende anche da dove sei, perché l'efficienza del fotovoltaico dipende dall'irraggiamento. E quindi più sei in zona tropicale, più chiaramente il fotovoltaico funziona bene. A nord funziona molto meno bene e usando questa scala praticamente significa che nel nord dell'Africa il fotovoltaico funziona il doppio, perlomeno, che in Norvegia. No? Vabbè. Ma anche, per esempio, che nel sud della Sicilia funziona molto meglio che nella zona dove noi necessitiamo di molta corrente, cioè sulla pianura padana, perché lì intanto sei più a nord, in più c'hai molte più nuvole, molto più nebbia, eccetera, e quindi l'efficienza è molto più bassa. E questo è un elemento da considerare, perché efficienza minore significa più superficie coperta per produrre la stessa quantità. Ora, un altro dei problemi del fotovoltaico è la produzione del silicio, perché oggi il fotovoltaico è praticamente silicio, nel senso che ci sono altri materiali, ma di fatto si usa il silicio, perché evidentemente è quello che conviene di più. Ora, il silicio si produce a partire dalle sabbie silicee, e quindi abbiamo bisogno delle miniere di sabbie silicee intanto, per riduzione carbotermica a 2050 gradi in forni ad arco elettrico. Consumi mostruosi. Poi però quello che si ottiene è sporco di carbonio e di altri metalli, va raffinato, si tratta con acido cloridrico a 650 gradi, si distilla più volte e poi si riduce in idrogeno a 1150 gradi. E poi per avere silicio cristallino si tratta per molte ore a 1414 gradi, che è il punto di fusione del silicio. Capite che sono tutte operazioni estremamente costose. Il risultato è che per produrre 1 chilo di silicio monocristallino si consumano almeno 200 kWh e 27 kg di carbone e si producono 84 kg di CO2. Il risultato è che per i primi 3 anni e mezzo, questo tra l'altro è il silicio multicristallino, che è ancora meno, un po' meno impattante dal punto di vista energetico,
ci vogliono 3 anni e mezzo, 3 anni e mezzo mediamente per produrre la corrente elettrica che è stata consumata precedentemente per produrre il silicio. Ora, tenendo conto che il silicio, i pannelli di silicio sono dati per 20 anni, i primi 3 anni e mezzo non producono corrente, cioè non producono energia, nel senso che producono la stessa energia che è stata già usata per produrli. E questo è anche il concetto di consumo di materiale. Ora, in questo diagramma della IEA si conclude che la corrente elettrica prodotta da gas naturale col ciclo combinato, che è quello che funziona oggi, c'è bisogno di circa 1500 kg per megawatt, mentre per il solare andiamo a 7000, quindi 5 volte di più. E notate che buona parte è dovuto proprio al silicio. Ora, questo risulta ovviamente in miniere, trattamenti, trasporti, eccetera, ma risulta anche in costi. Noterete poi che il vento, cioè l'eolico offshore, addirittura necessita di 15.000 kg su megawatt. Quantità di rame, di zinco, ma anche di terre rare di litio, non di litio, scusate, di terre rare di nickel, eccetera, molto, molto grandi. Ora, il fotovoltaico deve essere, cioè il pannello fotovoltaico deve essere anche pulito, perché più sporco è, meno funziona. Quindi ci sono anche costi di manutenzione da quel punto di vista e in linea di massima c'è anche un bel problema con le forti grandinate, perché diciamo può succedere che la grandine li distrugga. Il risultato è che, per esempio, secondo questo lavoro, il costo di una centrale elettrica tipica a gas naturale ciclo combinato, che è quello che più o meno è la tecnica migliore oggi a base di gas, è tra i 600 e i 1200 dollari su kilowatt. Ma invece una centrale solare ha come costo minimo 4.500 dollari su kilowatt. Lo dice questo lavoro qua. Sì, sì. Ora, il risultato di questo è che si possono calcolare, cioè molti lavori danno questo che è il costo livellato della tecnologia, e secondo questi dati che sono pubblicati, anche questi, in realtà questo viene da Inter, ma ci sono diversi lavori, in pratica, per esempio, stando a questi dati, il solare fotovoltaico a tetto costa molto, molto di più del ciclo combinato a gas, mentre per esempio l'eolico costa forse un po' meno, ma comunque non costa zero. Ora anch'io questi dati non è che li do per certi, per carità, sono dati che si trovano e comunemente dati. Però quello che è certo è che l'energia rinnovabile non è gratis. Cioè qualcuno pensa, cioè l'energia solare non costa niente, ma la trasformazione dell'energia solare in energia elettrica costa. Un altro tema non trascurabile è che comunque i pannelli fotovoltaici sono dati per circa 20 anni di vita. La letteratura dice 20. E vabbè, guardi, io ripeto tutto, sto citando letteratura. E quindi comunque di fatto si stanno accumulando rifiuti fotovoltaici. E questi conti dicono che saranno parecchi. Poi questi numeri non sono mostruosi, nel senso che rispetto ai rifiuti plastici che noi stiamo producendo sono di meno, però non tanto di meno. Ora, il vero problema è che qui il silicio si potrebbe benissimo recuperare, però al momento non viene fatto. O perlomeno sono pochissime le aziende che stanno cercando di sviluppare tecnologie convenienti economicamente per farlo. Io sono
mi occupo della valutazione di progetti dell'European Innovation Council e ne ho valutati 2 o 3. Cioè 2 o 3 aziende che adesso stanno cominciando a pensare di fare questo lavoro, cioè smontare il pannello, recuperare i metalli, recuperare il silicio, ma i costi sono notevoli, chiaramente. Quindi il problema ci sarà, o meglio, come vedremo, l'ingegneria chimica deve, e la chimica deve affrontare, l'ingegneria in generale, affrontare il tema del recupero davvero di tutti questi materiali, perché finché non si recuperano è chiaro che in realtà il sistema non quadra. Quindi il fotovoltaico, sarebbe meglio produrre il silicio in maniera diversa, ma è un bel problema. Bisognerebbe sviluppare processi per il riuso del silicio e poi ci sono molti lavori per l'uso di altri materiali, per esempio le perovskiti, ma le perovskiti non sono una banalità neanche quella, sono dei sali di cloruri di stagno o piombo con una parte organica che sono instabili all'umidità, tra l'altro, e quindi si sta cercando di renderli utilizzabili e comunque non costeranno nulla neanche loro. Così come i polimeri semiconduttori, che tra l'altro oggi chi li fa se li fa dal petrolio, ma entrambe queste tecnologie praticamente oggi non sono ancora mature e utilizzabili. Ora l'eolico è rumoroso, deve essere posto a distanza dalle abitazioni almeno 200 metri, però comunque soggetto alle leggi dell'inquinamento acustico. Per cui bisogna che dove io abito non si senta il rumore. No? O chiaramente occupa un po' il territorio, se non altro per questo motivo. Perché anche chi, per dire, dovesse lavorare in mezzo alle pale, può dire no, caro, il rumore io non ci lavoro. Occupa il territorio e l'eolico offshore occupa il mare. Chiaramente in un parco eolico come questo l'uso del mare è limitato. Non è che non si possa andare a pescare, ma torna al problema anche del rumore. Però certamente l'uso è limitato. Anche l'eolico ha problematiche di efficienza, perché per un eolico ben funzionante ci vogliono venti forti e continui. E diciamo, mentre nel nord della Scozia ci sono, nella maggior parte dell'Italia non ci sono. Questo per l'eolico onshore e questo per l'eolico offshore. E notate che, stando a questi dati, l'eolico fatto nel Mar del Nord può avere un'efficienza che è 5 volte quella fatto nel Mar Ligure. Vabbè, anche questo è un dato. Poi non è che... L'eolico ha un grande impatto visivo. Teniamo conto appunto che le future pale offshore sono più alte della Torre Eiffel e comunque quelle normali hanno comunque delle dimensioni notevoli e quindi possono creare dei problemi in molti dei nostri territori e hanno un consumo di materiali molto molto alto, molto più alto, che vuol dire più miniere, più navi che trasportino i minerali, più lavoro, eccetera. Le pale sono l'elemento critico, sono fatte con compositi complessi a matrice polimerica e fibre a matrice inorganica di norma, con degli componenti addizionali, quindi sono dei materiali che hanno un costo notevole e a loro volta derivano da minerali, da petrolio, eccetera. E anch'esse hanno un problema di consumo e di danneggiamento, e anche qua è stato calcolato che si stanno accumulando notevoli quantità di residui. Anche qui i numeri non sono mostruosi, però si sommano a tutti gli altri rifiuti che abbiamo. E anche qua la tecnologia per recuperare qualcosa da queste pale rotte non c'è. Forse c'è. Io qualche anno fa ho fatto un lavoro per vedere se pirolizzando i materiali di una pala eolica posso recuperare qualcosa, e qualcosa si può recuperare, però sono tecnologie che non credo nessuno ancora di fatto realizzi. Se adesso passiamo ai veicoli, se vogliamo, diciamo, usare veicoli che non emettano CO2,
abbiamo praticamente 4 possibilità. I veicoli elettrici, quelli a idrogeno con le celle a combustibile, quelli a idrogeno ma a combustione interna, con motori a combustione interna, e quelli invece a biocombustibili. Vi faccio notare che questa soluzione implica l'uso delle macchine come sono adesso, semplicemente facendo la benzina sintetica da biomasse, che si può fare. Non dico che sia banale, non dico che sia economico, però si può fare. Le altre soluzioni, per esempio l'idrogeno a combustione interna, non è un grosso problema, comunque si sta facendo, ci sono già, la Toyota mi sembra vende una macchina a idrogeno a combustione interna, non è una grossa modifica per il motore, invece chiaramente le altre 2 soluzioni implicano il motore elettrico e le batterie o le celle a combustibile con l'idrogeno. Ora, quando noi consideriamo questo problema, dobbiamo considerare la densità energetica dei combustibili e dei sistemi di propulsione. Ora, se noi consideriamo, per esempio, i combustibili, vediamo che benzina e diesel hanno una densità energetica volumetrica molto, molto alta, mentre l'idrogeno ce l'ha molto più bassa e le batterie ce l'ha minima. Che vuol dire che se io mi porto una batteria carica in giro, ho molto poca strada da fare, a parità di volume occupato. Ora, se noi consideriamo il peso, che però è già diverso, perché il volume è quello che conta, perché se io voglio avere una macchina delle dimensioni attuali e portare 5 persone, non posso avere un sistema che mi occupi poi troppo spazio. L'idrogeno è molto meglio anche delle benzine, però questo dato è in difetto perché in realtà se io voglio usare idrogeno liquido o compresso, in realtà ho bisogno di apparecchiature molto pesanti. Per cui questa finisce qua. Il risultato è che se io considero la reale densità energetica, volumetrica e gravimetrica di questo sistema, chiaramente non c'è confronto con le benzine, che potrebbero essere però biocarburanti, né per l'idrogeno e soprattutto non per le batterie. Il risultato è, vabbè, qui c'è altri 2 discorsi, che anche comunque i motori elettrici, stando a questi dati, hanno delle performance leggermente inferiori, ma questo secondo me non è un problema. Il problema un po' più serio sono i tempi di vita. Quanto dura una batteria o un sistema di batterie? Anche qua io, come esperto per la Comunità Europea, ho valutato diversi progetti in cui si cerca di rinnovare le batterie. Perché? Perché le batterie, quando io ho un'auto elettrica, ho almeno 300 batterie. Se una non funziona, si ferma tutto. Quindi bisogna andare a trovare quella che non funziona e sostituire quella, che già quello è un bel problema. Insomma, i tempi di vita li stiamo testando, li sta testando adesso chi compra l'auto elettrica. Vediamo quanto durerà. Si dice che può durare molto, però molti dicono che non è vero. Ora, in pratica, le auto elettriche sono molto efficienti in termini energetici, assolutamente. Cioè l'energia che di fatto viene utilizzata quasi al 100%. Però sono molto pesanti e molto grosse le batterie e quindi implicano un'autonomia necessariamente bassa. A causa del grosso peso comunque emettono polveri più di una normale auto benzina, se non altro. Hanno una ricarica, come noto, piuttosto lenta, comunque parliamo di una mezz'oretta. Hanno un'infiammabilità non frequentissima, però quando si infiammano non sai come spegnerlo. E ogni tanto succede. Ed hanno una intensità di materiale molto alta. 200 erotti chilogrammi per veicolo
rispetto a 40 kg per veicolo per il sistema di propulsione. Quindi molto, molto di più, quindi sono molto più pesanti in sostanza. Qui ritorniamo al fatto che implicano anche metalli critici e che, guarda caso, questi metalli critici sono tutti, quasi tutti, processati in Cina e prodotti in Indonesia o in Congo, alcuni, altri è più o meno problematico. E questo è un problema di, diciamo, anche di politica. Passiamo all'idrogeno. Ora, l'idrogeno oggi si pensa di produrlo dall'acqua per elettrolisi. Piccolo particolare, è una delle reazioni più endotermiche che si possa immaginare, perché l'acqua è la sostanza più stabile che c'è. E quindi abbiamo 285 kJ su mole per mole di idrogeno prodotta, che è tantissimo. Però si fa, bisogna avere la corrente elettrica rinnovabile. Ora vi ricordo che l'idrogeno per le automobili però ha senso, perché poi non inquina dopo, no? Meno logica è quello chi pensa di usare l'idrogeno anche per altre applicazioni energetiche, perché a quel punto tu hai corrente elettrica, la converti in idrogeno e poi la riconverti in corrente elettrica. E il senso di questa cosa bisogna vedere in quale contesto si mette. Però per l'automobile ha molto senso. Ora, come ho già detto, l'idrogeno si può usare con motori a combustione interna, che sono poco efficienti i motori a combustione interna, quindi diciamo molta energia si perde, però sono simili ai motori attuali e in realtà però si produce degli NOx perché l'azoto dell'aria reagisce con l'ossigeno dell'aria, quindi è probabile che si debba mettere un impianto di abbattimento degli NOx, come d'altra parte c'è già in tutte le automobili, quindi non è un problema mostruoso, però. Se no invece si possono usare le celle a combustibile che operano a temperatura molto più bassa e non producono NOx, con un'efficienza molto molto grande. Ora, il primo problema dell'idrogeno però è il trasporto e lo stoccaggio. Ora, abbiamo già visto che l'idrogeno, per poterne portare, trasportare e stoccare delle quantità significative, o lo devi mettere compresso e quindi lo devi comprimere, normalmente si pensa a 700 bar. 700 bar significa in pratica che il 18% dell'energia dell'idrogeno ce n'è già andata per comprimerlo. Se invece pensi di usarlo liquido, lo devi tenere a meno 253 gradi centigradi. Anche questo costa moltissimo e il 30% dell'energia dell'idrogeno se ne va. Ci sono tutta una serie di altre possibilità teoriche, per esempio di assorbire l'idrogeno o absorbire su solidi. Nei dipartimenti nostri ci abbiamo lavorato già da 30 anni, oppure di trasformarlo, di idrogenare sostanze organiche per poi deidrogenarle. Ora, tutte queste operazioni consentono di trasportare più idrogeno che l'idrogeno, perché però se uno conta che deve assorbire, deve desorbire, deve idrogenare, deve deidrogenare, alla fine si capisce che non funziona. Quindi, nonostante ci siano centinaia e centinaia di lavori su questo da 30 anni, in realtà la conclusione è non si può fare. Quindi l'idrogeno si trasporta in bombole compresso a 700 gradi o liquido a meno 253 gradi centigradi, oppure si trasporta con dei gasdotti. E per esempio uno dice, abbiamo, anzi non uno, molti dicono, abbiamo i gasdotti del gas naturale, non usiamo più il gas naturale, trasportiamo l'idrogeno e si può fare. Però il piccolo particolare è che a parità di pressione, e dipende dalla pressione, l'energia trasportata è tra un quarto e un decimo l'idrogeno rispetto al gas naturale. Questo vuol dire che se io nella mia cucina ricevo gas naturale e ci metto un quarto d'ora a far bollire l'acqua della pasta, se ricevo idrogeno alla stessa pressione ci metto un'ora, minimo, e che un impatto ce l'ha. D'altra parte, perché trasportare idrogeno? Forse è meglio trasportare l'energia elettrica. E questo è un problema che dipende dalla situazione. Comunque le automobili a idrogeno esistono, sono commerciali, TRL 9,
hanno di solito il trasporto sotto pressione 700 atmosfere. A qualcuno dà un po' di preoccupazione avere 700 atmosfere di idrogeno nella macchina, ma non è così pericoloso, perché l'idrogeno è molto leggero. Quindi se la perdita di idrogeno è fuori, l'idrogeno spara in alto e quindi l'esplosione è improbabile. Però insomma non fa piacere. Ora ci vuole le celle a combustibile e anche in realtà una batteria, però piccola, quindi questo non crea problemi. La chiave sono le celle a combustibile. Ora, le celle a combustibile sono di nuovo un tema su cui i nostri laboratori hanno lavorato da 30 o 40 anni, in realtà sono 150 anni che si lavora sulle celle a combustibile, perché sono state ideate intorno al 1838, se non sbaglio. Ce ne sono tanti di diversi tipi, tutte in via di sviluppo da 150 anni e ancora non arrivate. Le uniche commerciali sono le cosiddette PEM, Polymeric Electrolyte Membrane Fuel Cell, a elettrolite polimerico, che sono quelle che montano la Toyota, per esempio, su auto idrogeno. La Toyota fa auto a idrogeno a combustione interna, auto a idrogeno a cella a combustibile e auto elettriche, le fa tutte. Ora, in pratica ci vogliono almeno 300-400 celle che sono fatte con anodi e catodi di platino, cioè in realtà di un composito platino-carbone. E questo è uno dei grossi limiti. Il platino costa 27.000 euro al chilo. È il metallo che costa di più? No, il palladio costa un po' di più. Adesso non so l'oro, ma tra i metalli, diciamo, che possono essere utilizzati è quel palladio e platino costano 27.000 e 29.000 euro al chilo. Tutte e due sarebbero utilizzabili. Ora, questo, siccome, diciamo, ovviamente ce ne si mette il meno possibile, no? Però comunque ce lo si deve mettere e non si può sostituire con un altro metallo che non sia il palladio, perché i metalli nobili hanno un'attività enormemente superiore ai metalli, al nickel o al ferro o al rame. Per cui necessariamente ci vuole questo tipo di metalli che costano moltissimo. Quindi le celle a combustibile costano un sacco. Quelle disponibili che sono queste. Notate che normalmente si pensa se però la tecnologia avanza i costi diminuiscono. In generale sì, ma per il platino no, perché il platino già è sotto stress, è un metallo criticissimo. Se ne consuma molto di più, i costi certamente saliranno. E poi c'è anche un problema di tempo di vita perché la membrana polimerica tende a danneggiarsi. In sostanza, cosa concludiamo per il trasporto senza emettere CO2? Ora, i sistemi elettrici a batteria ed elettricità, come ho detto, hanno il problema di un'autonomia ridotta perché hanno dimensioni di peso molto grosse. Quindi, se io uso la motocicletta per andare a lavorare, quella va benissimo, tanto più se me la posso ricaricare nel garage. Anche un'auto che viene usata soltanto per fare 100-200 km al giorno, non c'è problema, perfetto. Già, oppure questi bus di città. I bus, chiaramente, i bus elettrici a Genova mi pare che funzionino benissimo, perché l'AMGA, sì, no, l'AMIU, è un'altra cosa, no, l'AMGA, AMT, l'AMT si è organizzata bene, ha le sue ricariche, chiaramente sa quanto dura la carica e se li organizza, cioè si può fare benissimo così come l'Amazon lo fa per i suoi camioncini. Però già per la mia auto di famiglia già mi sarebbe un problema per me. Io non ho il garage, quindi devo andare a caricarmela chissà dove. La posso trovare tra l'altro la cosa occupata. Poi, insomma, io avrei piacere un giorno di prendere la macchina e andare a farmi una vacanza in Sicilia, senza dovermi fermare 3 volte, a fare per mezz'ora, se trovo la cosa libera, e soprattutto per chi usa per lavoro il mezzo per ore e ore per fare centinaia di chilometri, qui il problema si pone. Infatti, per i camion da lungo raggio, quelli che vanno
che so, dalla Spagna alla Polonia che passano di qua, non si pensa assolutamente al veicolo elettrico, ma si pensa a quello a idrogeno. Perché praticamente si può fare un giorno di viaggio, grosso modo. Ma se parliamo di navi oceaniche o di aerei intercontinentali, ma neanche l'idrogeno è pensabile, perché il serbatoio sarebbe troppo grosso. Per cui la soluzione per queste due possibilità è semplicemente il carburante liquido, se possibile biocarburante o e-fuel. Ora vi faccio notare che se comunque si decide che queste tecnologie possono andare ai fuel, uno si chiede ma non sarà possibile anche far andare queste ai fuel, che vorrebbe dire non cambiare la macchina, ma cambiare solo il carburante? Il problema c'è, perché non si possono produrre troppi, probabilmente, cioè c'è qualche limite probabilmente, però sarebbe da studiare. Ora, gli e-fuels esistono, gli e-fuels sono quelli prodotti da idrogeno elettrolitico, quindi idrogeno più CO2. Si può fare il metanolo, si può fare il metano, si può fare il diesel, si può usare l'azoto per fare l'ammoniaca, si possono fare anche delle benzine. Si può fare, diciamo che non sono tecnologie pronte, ma quasi. Però costano molto perché l'idrogeno elettrolitico costa moltissimo. L'alternativa sono i biocarburanti da biomassa. Per esempio, voi pensate che quando si parla di decarbonizzare, tanto per dire, si esclude il biometano, perché il biometano produce poi CO2. Però il biometano è una materia che possiamo produrre in grandi quantità, è biologica e sarebbe un'ottima soluzione. Insomma, ci sono biocarburanti, costerebbero di meno, però diciamo, non rientrano nel concetto di decarbonizzazione, mentre gli e-fuel rientrano nel concetto di decarbonizzazione, anche se la cosa... Ora, di fatto, gli aerei, cioè il mondo dell'aviazione, sta lavorando e sta pensando in questo senso, cioè a produrre i Sustainable Aviation Fuels, che poi di solito oggi sono hydrogenated vegetable oils, cioè oli vegetali idrogenati. Il problema c'è, bisogna avere gli oli vegetali e bisogna cercare di usare materiali che non siano commestibili. Quindi non è che non ci sia problema, però al momento non c'è altra soluzione. Lo stesso vale per le navi di grossa dimensione. La Maersk ha già una flotta biometanolo, però il biometanolo costa, però comunque il biometanolo si può fare o come e-fuel o come biofuel, in due maniere diverse. Oppure anche oli vegetali idrogenati. Si parla anche di gas naturale liquefatto, però il gas naturale liquefatto è fossile. Quindi. Allora, quindi i biocombustibili ci sono già. Qual è il problema? Il problema è la disponibilità delle biomasse. È chiaro che noi non possiamo erasare le nostre foreste. Però è anche vero che pare che con un'attenta gestione delle foreste si può produrre molta biomassa, facendo le foreste continuamente produrre, diciamo, biomassa. Se no c'è la soluzione delle alghe, certamente una migliore gestione dei rifiuti agricoli di giardinaggio, la produzione di biogas da rifiuti, la gestione dei rifiuti di allevamento. Io fui molto preso in giro anni fa perché pubblicai un lavoro sulla pirolisi degli escrementi di pollo, no? Però in realtà è materia prima utilizzabile. Un altro tema su cui molti stanno lavorando, per esempio l'ENI lo sta facendo, la fertilizzazione di territori desertici. Cioè in Africa stanno cercando di produrre palma in zone semidesertiche. In questa maniera ci sarebbe un doppio vantaggio.
Due parole per dire che l'industria chimica propriamente, cioè non l'industria energetica, ma l'industria chimica, quella che produce detersivi, eccetera, eccetera, in realtà ha un ruolo molto minore. Parliamo del consumo del 5%, del 15% del petrolio e di emissioni del 5% di emissioni. Quindi l'industria chimica di per sé non è un problema principale, diciamo, il problema è l'industria energetica. Qual è la soluzione? Certamente una delle cose più importanti è l'uso dei rifiuti. Questa è una cosa su cui in realtà la chimica e l'ingegneria chimica sta lavorando da matti, però poi non si sviluppa a livello industriale per un motivo molto semplice, che fino adesso non serve, non ci guadagni, non puoi fare un impianto di produzione. Noi per esempio, io lavoro dal 2009 con un'azienda di Brescia che ha l'interesse a usare le plastiche derivate dalle automobili usate. Le automobili vengono smantellate, i motori vengono distrutti per, diciamo, macinazione, e una volta macinati vengono separati i metalli dalle plastiche. E loro hanno montagne di plastiche in polvere che sono obbligati a mettere in discarica a pagamento, con dei costi enormi, perché nonostante abbiano sviluppato un processo e un impianto pilota per la pirolisi delle plastiche che ne utilizza il 70%, producendo gas e liquidi combustibili, non gli hanno mai dato il permesso di fare un impianto industriale. La regione Lombardia non gli ha dato il permesso e continua a non volerglielo dare. Però queste sono tecnologie possibili. In pratica, l'aspetto centrale, secondo me, di quello che farà e deve fare per forza l'industria chimica è il riciclo dei materiali, dei chemicals. Cioè, quando parliamo di riciclo, noi pensiamo al riuso degli oggetti, che è un'ottima cosa. Però a volte gli oggetti non si possono riusare. Allora bisogna smontarli e recuperare i materiali. E questo è già un passaggio che non si fa quasi per nulla. No? Ora, i materiali possono essere utilizzati tal quali, forse, a volte no. Allora, dai materiali si può recuperare i chemicals, cioè, per esempio, da tutte le plastiche o da tutti gli oggetti che contengono anche plastica, perché spesso quello è il problema, c'è una miscela di metallo che è in plastica, per esempio, però noi sappiamo che se noi pirolizziamo questa roba, la parte plastica decompone e possiamo produrre chemicals, etilene, propilene, quello che produciamo pirolizzando il petrolio, lo possiamo usare pirolizzando la plastica. E quindi si possono recuperare composti chimici, in particolare i monomeri dei polimeri, dai prodotti. E poi certo, se non riesco a recuperare neanche quello, però brucia, e allora bruciamo, ne produciamo energia. Una cosa veramente che sarebbe centrale è che quando si sviluppa un nuovo prodotto, ci sia già il progetto della procedura per il suo fine vita. Cioè io ti vendo una televisione, però se tu, quando non funziona più, tu la dai a Tizio, e Tizio sa come smontarla, come recuperare il vetro, come recuperare la plastica, come recuperare il silicio. Questo bisognerebbe fare, però naturalmente non è banale. Quindi, insomma, la chimica e l'ingegneria chimica devono produrre nuovi prodotti chimici, soprattutto da materiale bio. Produrre nuovi materiali, e produrre nuovi oggetti, dispositivi direi, ma devono essere rivoluzionari. Cioè, quando dicono le batterie al litio sono un problema, ma adesso facciamo quella al sodio, no? A parte che non funzionano molto molto meno. Infatti le produce forse adesso una sola azienda cinese, mi pare, perché il sodio è dappertutto, ce n'è molto, non c'è problema. Si è risolto un problema, ma le batterie al sodio hanno la stessa, anzi di più, densità energetica minima, di meno, delle batterie a litio. Quindi hai risolto un problema ma non l'altro. In realtà ci vorrebbero delle batterie rivoluzionarie, trovare un nuovo modo di fare batterie.
ce ne sono, è un po' in studio di cose diverse. E lo stesso per le celle a combustibile. Le celle a combustibile hanno dimostrato i loro limiti, solo le PEM sono utilizzabili, ma hanno dei grossi limiti. Produrre materie plastiche biodegradabili. E poi chiaramente nuovi processi, soprattutto per la produzione di accelerata di biomasse. Si sta lavorando molto sulla produzione delle alghe, anche nel nostro dipartimento, per produrre idrogeno da biomasse. L'idrogeno da biomasse costerebbe molto meno in termini energetici che l'idrogeno da acqua, e si può fare benissimo. Io ci ho lavorato già da 20 anni. Certamente recupero di composti chimici da rifiuti, produzione di idrocarburi e intermedi petrochimici da biomasse. Poi un problema che non ho considerato, la decarbonizzazione della metallurgia, che è un altro problema molto serio. E quindi concludo con una conclusione che spero faccia piacere a Adriana, e cioè che la chimica e le scienze materiali sono la base dell'innovazione tecnologica. Scusate, forse sono andato un po' lungo, ma non tanto. Grazie per la veramente interessante conferenza, grazie per l'ultima frase che hai scritto, va bene, hai fatto una panoramica molto estesa di tanti problemi, possiamo chiamarli così, in particolare chiamiamo così, industria energetica. Ecco, ci sono tanti punti interrogativi, tanti dubbi, però qualche cosa bisognerebbe fare per il prossimo futuro. Allora, io aprirei il dibattito e chiederei... Cominciamo con Galino. Ma io non sono particolarmente esperto, sono abbastanza convinto che per quello che riguarda i biocarburanti sia molto utile perché diciamo il trasporto su gomma o su nave o in aereo è una possibilità, mentre probabilmente per quello che riguarda il trasporto su ferro, diciamo, è altra cosa. Volevo fare qualche osservazione sul solare e sull'eolico. Ingenuamente, però poi ho visto che questo dato, andando in internet, è stato confermato. Immaginando non che ci siano tetti, ma che ci siano terrazze, queste sono completamente sfruttabili e credo che, diciamo, nelle città sia più facile avere terrazzi che tetti. Diciamo, ingenuamente avevo provato a vedere la zona di via Cesarea e via 20 settembre o altro, credo che siano quasi tutte terrazze. Ingenuamente ho provato a vedere, si può vedere anche sulle vecchie guide Turing, ma su Google Map guarda Milano, si accorge che la zona urbanizzata è dell'ordine di 400 chilometri quadrati. Probabilmente penso che un centinaio di chilometri quadrati siano sostanzialmente in piane. Tra l'altro a Genova c'è il problema del palazzo vicino che dà ombra sul terrazzo, a Milano dovrebbe esserci molto meno. Detto questo, se non sbaglio, 1 chilometro quadrato di superficie diciamo coperta da fotovoltaici da 200 megawatt che vogliono dire 200 gigawatt ore, 1000 ore all'anno. Se diciamo i chilometri, ho visto poi che si stimano in 1000 chilometri quadri, diciamo i terrazzi o forse i tetti, non lo so, diciamo vogliono dire 200
terawattora all'anno. Credo che attualmente i consumi in Italia siano dell'ordine di 300 kilowatt, quindi siamo quasi all'intero consumo. D'altra parte, mi pare che la Commissione europea già qualche tempo fa sosteneva che diciamo i nuovi palazzi, soprattutto quelli pubblici, deve essere obbligatorio che abbiano le terrazze e che le terrazze siano coperti poi diciamo, Zani fa il discorso diciamo anche sulle pareti. Lì sì bisogna tener conto del sud, del nord o altro, però diciamo ce n'è tanta a disposizione, non c'è bisogno di coprire i campi di grano, a mio parere, posso sbagliare. Poi per quello che riguarda diciamo l'eolico in mare a 20 chilometri di distanza vuol dire che se tengo un calibro qui mi dà 2 millimetri circa, 20.000 metri, uno a 40.000, quindi è alto 100 metri, lo vedo come 100 diviso 40.000, 100 metri. No, vabbè, ho capito. Se, diciamo, non è così facile fare questi ragionamenti. Per esempio, questo lavoro che è del 2018 dice che mediamente in una città europea il 3% dei tetti è adatto. Questa è Genova. Come vedi, di terrazze ce ne sono pochissime. Tra l'altro, sì, sì. Ora le terrazze, cioè diciamo, le strutture, le case sono fatte a tetto, soprattutto quando nevica, dove nevica, non possono essere fatte a terrazza, perché sennò i tetti sono fatti per far cadere la neve e l'acqua. No? Per cui in realtà la maggior parte delle case in Europa sono a tetto e non sono a terrazza. Tra l'altro, questa è Genova. Sì, sì. Prego, c'è un'altra domanda. Sì, c'è un'altra domanda. Poi lei è debordato sul fotovoltaico, dove mi sento un po' esperto, quindi poi ne parliamo. Mi incuriosiva una domanda proprio a farla a lei, che è un chimico industriale. Perché i tedeschi si stanno buttando così tanto sull'idrogeno? Perché vogliono mantenere la loro industria chimica di base in funzione, sostituire il petrolio russo con l'idrogeno prodotto in casa, quindi ammoniaca, etilene, quelle robe lì. Ecco, questa era la mia domanda. No, c'è un'altra. Non glielo so dire, perché effettivamente i tedeschi hanno puntato sull'idrogeno e sugli e-fuel. Sì, tutti e due, sì, certo. Mentre per esempio in Italia siamo abbastanza avanti sulla produzione dei biofuel. Sì, lo so. Perché questo avvenga, francamente non glielo so invece dire. posso dire quello che posso dire, scusi un attimo, è che per esempio una delle aziende più forti nella produzione di elettrolizzatori è tedesca. Non so se questo è... Sì, lo so, certo. Sì, sì. Riguardo a Genova, francamente mettere i pannelli sui tetti di Ardese del centro storico mi sembra una cazzata, scusi la parola, che è un po' così. Oppure parliamo come alla corazzata Potionchi. In realtà, se uno fa i conti abbastanza laschi su Genova, sul territorio genovese, ci stanno 500 megawatt, non sto scherzando, perché ci sono tutti i tetti degli edifici. Vada al Lagaccio, guardi su Google Maps e vede che metà degli edifici sono piatti. Tutte le scuole di Genova sono piatte. A Genova non nevica molto, infatti. Cioè Genova, chiaramente sul centro storico non si mettono. Poi tenga conto che i pannelli attualmente i cinesi, maledetti loro, li vendono a 13 centesimi a watt. E il silicio, non so lei dove ha preso i numeri, ma attualmente costa 14 euro al chilo. Il prezzo non lo dico io. Producono 2 milioni di tonnellate all'anno di silicio, un po' col fluid bed e altri sistemi soliti. Il risultato è che loro producono il 90% del silicio mondiale a 14 euro al chilogrammo, bassissimo. E i kilowatt necessari sono 52, non quelli che 200 che ha detto lei. Sono migliorati tantissimo nel tempo.
Attualmente la produzione mondiale è 500 gigawatt, gigawatt all'anno di solare, di fabbriche che producono moduli. Riguardo all'abbattimento, una cosa, questo forse per lei per i pannelli rotti. So che attualmente si usa purtroppo dei polimeri e che ormai li bruciano per recuperare il vetro dei pannelli e recuperare i metalli che sono all'interno. Stanno pensando, e questo non so chi, e mi pare che in Italia stanno pensando di fare dei polimeri da mettere nei pannelli per poterli recuperare con sistemi chimici di estrazione a solvente, qualcosa di simile. Non so se... Ma come le dico, di lavori ce ne sono 100.000. Il problema è che una tecnologia bisogna poi farla, realizzarla che sia economica, no? E di fatto, per quello che ne so io, praticamente il recupero del silicio è quasi zero. Oggi. No, il silicio ridotto non si fa le piastrelle, è la silice con cui si fanno le piastrelle. Non credo che ci fai piastrelle perché è il silicio ridotto. Vabbè, comunque. Va bene. Qualche altra domanda? Non ci sono altre domande? Ce n'è una laggiù. Grazie. Volevo chiedere, lei ha accennato prima all'inizio alle batterie al nickel nucleari, però poi non c'ha più niente. E dice che durano 50 anni. Quanto... Allora, io non sono un esperto, però ho visto questa notizia di uno che dice le batterie al nickel 93, il nickel 93 è un elemento radioattivo, è un nuclide radioattivo, potrebbero essere utilizzate, no? E quindi è uscito sul mio cellulare una notiziona, trovate le batterie che non si scaricano mai. Ora, in realtà il nickel 93 non esiste in natura, bisogna farlo. E quindi bisogna vedere quanto costa fare il nickel 93, che è un elemento comunque radioattivo e quindi implica una chimica speciale radioattiva. Inoltre, là ho visto che la quantità di energia prodotta è minima. Per cui lo dicevo come esempio di notizia sparata lì, che però parliamo di magari sarà il futuro, però per adesso non c'è nulla. Bene, posso fare una domanda io, visto che queste cose che appaiono sui nostri cellulari, che sono notizie un po' così. Ti volevo chiedere, ultimamente si sente parlare di idrogeno libero, cioè l'idrogeno, come lo chiamano, l'idrogeno bianco, non mi ricordo se bianco. Però lì. Noi abbiamo sempre saputo che l'idrogeno è combinato e per cui... Sono andato in pensione, Esatto. Ho cominciato il mio corso di chimica industriale dicendo l'idrogeno in natura praticamente non c'è. Da un anno risulta che invece c'è idrogeno in alcune situazioni geologiche particolari e stanno continuando a uscire informazioni, notizie secondo cui potrebbe essere tantissimo. No, diciamo, mi pare di no, mi pare che sia una notizia con un certo fondamento. L'unico commento che faccio è intanto che sia tantissime, non ce ne siamo mai accorti, francamente mi sembra davvero strano. Secondo, mi sembra che non dovrebbe essere rinnovabile, nel senso che non so come si è formato, ma mi pare che se è qualcosa che si è formato in un giacimento, se io me lo consumo, sparisce. E quindi... Però è idrogeno che se effettivamente, visto che ci siamo consumati buona parte del metano disponibile, potremmo comunque consumarci. Adesso si tratta di capire quanto ce n'è davvero. È una novità, anch'io sono rimasto sbalordito che è esattamente il contrario di quello che ho sempre spiegato. Grazie a tutti voi.